Daniele Tronco, segretario organizzativo dello CGIL del Veneto, sindacati pronti a scendere in piazza domani per chiedere una modifica della riforma Fornero. Sì, domani a Venezia, con partenza alle ore 9 dalla stazione di Santa Lucia, si terrà una manifestazione con la partecipazione di Susanna Camusso. È una manifestazione unitaria per chiedere una modifica radicale della riforma Fornero, perché è indispensabile trovare delle soluzioni per consentire l'andata in pensione anche di persone che hanno avuto dalla riforma Fornero un ritardo molto consistente, 5-6 anni, e per sostanzialmente dare la possibilità a integrare nei posti di lavoro giovani, dare una possibilità anche occupazionale a un settore giovanile che ancora anche in Veneto segna particolari carenze. Quali le richieste al governo? Allora, le richieste sono sostanzialmente legate appunto alla flessibilità in uscita, introdurre elementi di flessibilità, fissare un limite massimo di 41 anni di contributi, perché con il meccanismo attuale in realtà si rischia anche essi di andare oltre questa soglia. E poi trovare una soluzione che riguarda direttamente i pensionati, perché i pensionati, per effetto di vari meccanismi di riforma, hanno avuto le pensioni bloccate, quindi la mancata rivalutazione ha prodotto un danno economico ai pensionati molto consistente, quindi chiediamo di trovare soluzioni per rivalutare le pensioni.